Tramite l'ITS Meccatronico Veneto ho avuto la possibilità di vincere una borsa Erasmus e sono andato in Romania a lavorare per la GDS, che è un'azienda di Cornedo, però ha varie sedi in giro per il mondo e una è nel territorio di Curtici in Romania. Sono stato a lavorare per loro 2 mesi, mi trovavo nella città di Arad, che è circa lontana un'oretta di macchina da Curtici, e lì ho avuto la possibilità di interfacciarmi con molti colleghi ingegneri e con molti responsabili anche che venivano direttamente dall'Italia per verificare la situazione. Sono stato molto contento perché ci hanno dato la possibilità di portare avanti molti progetti e avendo notato che sapevamo sia di Lean che di molte altre materie, diciamo così, ci hanno subito appoggiato e ci hanno dato spalla forte comparandoci macchine nuove, appoggiandoci sui progetti e per portarli avanti, insomma. Sono partito con molta curiosità perché comunque sono una persona molto curiosa e aperta alle novità. Mentre sono stato lì ho potuto apprezzare molto tutto il contesto con i rapporti personali, con i rapporti con i colleghi. Questa possibilità mi ha dato tanto perché nonostante la possibilità di lavorare in gruppo, ho potuto apprezzare anche tutto un nuovo stile di vita. Sì, sicuramente questa esperienza mi sarà utile perché anche per il lavoro in gruppo e anche per i rapporti intrapersonali abbiamo potuto essere in contatto, metterci in contatto con persone anche di alto livello che comunque ci hanno spiegato tutto quello che serviva per lavorare in gruppo bene, anche nuove strategie di lavoro. È stato molto formativo. In ditta parlavamo soprattutto inglese perché i colleghi erano tutti rumeni, parlavano soprattutto inglese. Poi in realtà in giro per il paese, perché abbiamo avuto la possibilità anche di visitarlo, le persone non conoscevano tanto l'inglese, quindi abbiamo imparato un po' anche a masticare un po' di rumeno, quindi qualcosina insomma cercavamo di capirci in rumeno. Un'altra cosa che mi ha fatto crescere è che noi eravamo in 7 in Romania a lavorare per la GDS e alla fine di questi 2 mesi un mio compagno ha avuto una brillante idea di fare un sondaggio e è stata una cosa che mi ha stupito perché non mi aspettavo e in cui ci siamo elencati tutti gli aspetti negativi e positivi che avevamo visto tra di noi proprio personalmente e di anima vivendo 2 mesi insieme. E questo è stato molto utile perché ha messo in luce anche aspetti che magari di cui non si bada normalmente, che magari ad altre persone possono dare fastidio oppure possono insomma essere motivo di crescita anche personale per i rapporti che si creano nella vita di tutti i giorni.